Benvenuti al Palaradi, questa è Vanoli Cremona, Bertram, Dertona Tortona. 12° turno di LBA che mette di fronte due squadre che oggi si giocano una sorta di spareggio in ottica Coppa Italia. Baldasso palleggia, arresto, tripla, Tommaso Baldasso. Arresta centro area, fuori proprio per il numero 1 che si alza da 2 punti, piede sulla riga per Nathan Adrian. Zegarowski gioca il piccolo con Zanotti che riceve centro area e schiaccia Simone Zanotti. Attacca al centro, ma c'è anche lancia sul pallone. 2 ci sono già, 1 in arrivo, Retin Obassoan. Se la vuol giocare De Negri che da 3 punti tira in testa Zerini, tripla Davide De Negri. Piccoli si ribatte in angolo da Ebois che deve tirare da 3 punti. Paul Ebois. Ebois si sente caldo da 3 punti, questo un mattone però, la palla alla fine torna in mano a Alessi e ne mette 3. Candy dall'altra parte, si fa vedere Wims contro De Negri, arriva subito l'aiuto di Adrian, taglio, flash di Rinua. Adrian spalla canestro, ma su era coperto con Baldasso. Dobbiamo sicuramente prendere più rimbalzi perché loro stanno tirando 2 o 3 volte ogni azione, quindi quella può essere una chiave della partita e continuare a correre in contropiede in attacco. McCallum sotto da Golden, il taglio di Will McCallum, il blocco di Nathan Adrian, il blocco cieco del numero 1. Sale Wims che si prende anche lui la tripla. Zegarowski, arresto centro area, passo di incrocio, palla per Zanotti. Simone Zanotti. Bella circolazione sul perimetro di Tortona, altra tripla. Artur Strautins. Attacca Alessi, lo stoppa, Zerini alla fine arriva Simone Zanotti che segna, subisce il fallo, c'è l'aggiuntivo. Zegarowski vuole attaccare Strautins, Zegarowski ubriaca, Strautins sbaglia forse la cosa più facile, Ebois, 2 finte, poi va su con il reverse, con Ebois. Baldasso lascia sul posto, lei si va al tiro, si sblocca Tortona. Ecco, c'è un cambio difensivo, c'è Strautins contro Golden, infatti si ritorna vicino al ferro all'ultimo secondo, Greg Golden. Pecchia 3 secondi, De Negri deve tirare in testa, Thomas! Davide De Negri fa esplodere il Palaradi. Palla rubata da Adrian che va fino in fondo, Obassoan con la chase down. Finisce qui, Cremona batte Tortona 83 a 67 grazie a un super De Negri nel quarto quarto, ma soprattutto a un grandissimo Simone Zanotti. Sapevamo che era importantissimo vincere anche in prospettiva delle prossime partite e strizziamo anche un occhietto per la Final 8, dai, diciamolo. Il nostro obiettivo rimane sempre quello della salvezza, però le soddisfazioni durante il campionato possono arrivare.